Salve a tutti e bentrovati. Allora, oggi di che cosa parliamo? Abbiamo parlato dei soprannomi, abbiamo spiegato qualche soprannome, oggi spiegheremo i detti e qualche proverbio. Nei modi di dire ci ritroviamo un po' tutti. Quanto è varia la lingua siciliana, divertente come lo è il suo popolo. Molto pittoresco, direbbe qualcuno. I proverbi rappresentano la saggezza antica. Specialmente in Sicilia, ogni evento, luogo, ogni momento quotidiano viene sottolineato da un proverbio o da un detto che sta a rappresentare la cultura popolare. Amannuat. Ogni tanto io ci penso e mi diverto. Se qualcuno ci chiede chi sei, noi rispondiamo sogno Anna. In pratica mettiamo prima il verbo e poi il soggetto, a tipo Montalbano sono. Invertiamo un po' le regole della grammatica, ma questo lo facciamo un po' tutti i siciliani. Frasi che diciamo spesso, modi di dire, andiamolo a vedere insieme. Ma arrivò un suono ilaria e per come vinne io. In effetti non è che è arrivato veramente un tuono dall'aria, ma praticamente intendiamo dire che è successo qualcosa che ci ha sconvolti, che ci ha cambiato la vita. Tanto vale che lassava la macchina a casa. Quando lo diciamo, quando andiamo al supermercato, la posteggiamo distante e diciamo, quando troviamo un posteggio lontano, diciamo questa frase, ma la diciamo tutti. Tu e tutta la torrazza, quando si litiga e si vuole offendere qualcuno, addirittura si comincia ad elencare tutta la generazione d'appartenenza. Ti mangiaste a Don Cola Carogna con tutta la sua casa. Questo quando si dice, quando si vuole prendere in giro qualcuno che ha mangiato molto e in maniera esagerata. Un tallaigare quando si vuole dire a qualcuno non esagerare. O un'altra frase tipica è a chi scinne e a chi ne esce, pigliamo un'izza e a scinne. O ne esce e scinniamo un'izza. A chi si ripassaggio, poi to pane. Perché un siciliano per obbligo deve fare sempre un servizio, sempre. Mi passò care. Questa frase è tipica, la dicono tutti dopo aver comprato qualcosa, anche se quella cosa è a basso costo. I siciliani andiamo a lamentare. Tacquelle, che cosa significa? Si responsabilizza qualcuno, anche se è contro la sua volontà. Ma tu sai a cappaittegno io. Questo detto è detto in segno di minaccia all'interlocutore per indicare la stirpe di appartenenza. Ma a chi non ci interessa niente lo stesso. Andiamo avanti. Ma che sia lallata? Che significa che sia lallata? Sei un po' lunatica. Senta lei si usa per iniziare un discorso con uno sconosciuto. Passa già, si dice per indicare a qualcuno di levarsi di torno. Ti cita lì. Frase tipica sicula che sta per indicare che ti importa, fatti fatta tua. Su trasero rincia, ossia l'hanno attirata in casa, tipico detto delle sparrettiere, riferito all'innamorato della figlia della vicina. Ovviamente c'è sparra sparra delle vicine che ci vedevano una sorta di immagine ruffiana della figlia. Un po' fare più scuri mezzanotte, ossia non ho nulla da temere, tanto peggio è così, un po' ghiri. Vi scagliona rues, che significa? Dicesi di persona disposta ad accettare tutto o di persona furba che vuole scavalcare gli altri. I scagliona sono gli incisivi. Essere ruce e rimusso, ossia essere molto gentile, ma solo a parole. Fare i felini, che significa fare le ragnatele. Oggigiorno viene usato come espressione tipica fra le casalinghe quando vogliono riferirsi ad una vicina che non è molto pulita e quindi in casa sua c'avi i felini, ossia le ragnatele negli angoli delle case. Anticamente si riferiva ad una donna che non veniva presa in sposa, che faceva i felini, nel senso che attendeva. Io certe volte non ci dormo per ricercare le espressioni, proprio fino a notte fonda, o perché me li chiedono gli amici o perché sono presa da curiosità e allora ci sturi sopra.
Un altro detto che io proprio non ci ho dormito era lasciarsi infinocchiare. Diceva, ma che significa? Pensavo di tutto, come anche voi. E invece no, è un'espressione tipica dell'Ottocento che deriva dall'abitudine dei cantinieri di offrire spicchi di finocchio orticolo a chi si presentava per acquistare il vino che era nelle botti. Il grumulo, che contiene la sostanza aromatica, rendeva più gustoso il vino, un vino che di qualità era scarsissima, anche prossimo alla certificazione. Il verbo infinocchiare è un verbo transitivo che oltre al significato di aromatizzare può anche avere un significato familiare, come imbrogliare, raggirare, farsi infinocchiare, quando qualcuno tiene in pugno qualcun altro raggirandolo a suo piacimento. Cosa avrà fatto mai sto povero Fenocchio per meritare su un modo di dire così denigrante? Tutto questo ci rende chiaro il significato del detto, quindi bisognava accattare un vino senza lasciare si infinocchiare un venditore. Io stessa non lo conoscevo questo detto e lo associavo ad un altro significato. Ora è svelato il mistero, ora vissiamo a dormire tutti. Un altro detto, un'altra curiosità è dopo il Natale, lo freddo e la fame. I siciliani non abbiamo un bel rapporto col freddo, i detti sono tanti sul freddo e spesso ognuno di questi detti mette in evidenza il nostro rifiuto e la paura per le condizioni avverse. Ricordate l'espressione un freddo se taglia chi cutiegge? Che bene a dire? O l'espressione cari una cedde muette. Stiamo lì ad esagerare, a sottolineare la condizione meteo del nostro territorio, che a noi appare esagerata, ma lo è come i nostri modi di dire. Vogliamo enfatizzare questo senso del freddo ghiacciato a tal punto che questo freddo ghiacciato si può tagliare con un cutiello. L'umidità dell'aria condensa sulla superficie, congela e diventa brina. In questo caso abbiamo la formazione del ghiaccio, anche se la temperatura dell'aria è inferiore allo zero e così soltanto possiamo tagliare un friggio. Noi siciliani, pure se ci sono pochi gradi, noi non usciamo di casa, noi ci sentiamo friggio. Insomma, Dio chiove, prima di uscire guardiamo il tempo e possiamo anche decidere di oziare, perché noi oggi non possiamo permettere. Ma che cos'è questo rifiuto del freddo? Perché lo rifiutiamo? La nostra terra è piena di sole, e noi vogliamo essere baciati dal sole, vogliamo riscaldarci le carni.